Oh, che frai che fa un bel sindrinta. Che freit in questo buio, sì, andò a calanzarame. Porca miseria, ma guarda dove che sono finì. È colpa di chi? Colpa di Giacu. Giacu. Giacu lo conoscia come con tante altre persone in Talburg. Ma poi se penso bene insieme, in fondo, sì, è colpa di Giacu, ma è neanche colpa sua. Giacu in fondo è un bravo. Ieri l'ho non trovato, un bel sì in questa stanza, ha messo queste muraille grigie, piene di muffa, piene da ragnà, dove lanciarame i carabinieri, dopo che l'hanno impacchettame, dopo che l'hanno fatto prigioniero e che mi colpo di senlader. E Giacu le stai chiel che la dai le dritte, ma chiel in fondo non sapeva niente, chiel non sapeva neanche cosa che era darera, chiel pensava a fare qualcosa di giusto, fare qualcosa per la giustizia. No, la colpa, no, credimi pure che la colpa le neanche Giacu. La colpa è mia, perché lei non sapeva resistere. E quando lei imbranca col tocco ghisa, che lei tiralo via, lei tiralo su, pian dusman, da quella niccia in due che l'era sertendo, l'era aggroppata, e l'hai visto che l'era sporca, l'era tutta sporca, terra, giaira. E allora mi sono potuto lì da usina c'era una fontana e sono passato sotto allo sghiaccio, sotto al galleria con la fontana e lei lavavo, lei dai una fartà parei perché fosse più bella, perché mi sognava brutto la sera in quella condizione lì, tutto pieno di sporco. E poi le buttano su dal pastrano, quel pastrano grigio che butto normalmente quando vado in giro. In questa stagione che fa ancora abbastanza freddo. Allora sindrinta che freddo che fa, ma poi a pausa sindrinta metta me freddo. E cosa ve li feie? All'era bagnata, stissava ancora d'acqua. Quando sono incamminato verso mia, verso me rifugio, verso la mia tana. E mentre che marciavo su un'antagliamone che queste stisse a cascavo, mincatante, a cascavo, non so il marciapiede, lungo la strada. E tutte queste stisse erano una marca, erano una dritta per chi che l'avesse ursu dei da presso. E la combinazione alla ursu che quei due fosse Giacu. Mi neanche ancora sapeva che suo nome era Giacu. Per me che lo vedeva
girare con la sua becana, con la sua bicicletta un po' risnenta, con quei pedali che ci ciao, quando che pian pianino posava, pedalava, e che la girava, faceva i suoi giri, e verificava il suo travai come un auto, da rispettare. Giacomo va in giro a notte a buttare i biglietti nelle serrande di altri. Va a guardare che sia nu, che vada a vedere le botteghe, a fondere le serrande, che tutto sia a posto. E quella mattina lì Giacomo all'era in cammino che finia il suo giro, il suo travaglio che lo fa di notte. Ma anche a me mi piace girare di notte, perché di notte si sta più tranquillo, perché di notte manca la compagnia di qualche categoria di persone. Mi conosco già tutte, mi conosco tutti quei che girano di notte, e conosco quelle quattro lucentele che sono là sotto il lampione della leia, e che sono lì e passano la notte sperando che arriva qualche cliente, che arriva qualcuno che risponda a suo invito, anduma, e poi avanti verso il destino. E poi è cui che arrivo da Rusché, cui che non fa la notte, cui che arrivo dall'ospedale, cui che arrivo dalla stazione, cui che arrivo dai treni, ma diversamente in giro c'è poca gente. Zorpì in questa stagione che fa freddo, che freddo, ma che freddo, si indritta, poi a falco, che freddo, non riesco neanche a capire a scaldare, un porteso una stuetta perché potesse scaldare, ma quelli che hanno le righe rosse lungo le braglie dell'emendamento, per loro era un nuovo mondo, un'altra cosa, per loro ma la giustizia, ma è la giustizia, qual è la giustizia? Sapete cosa è la giustizia? E intanto adesso sono sì, e se non non capiterà, Giacomo è venuto a trovare ieri, bravo uomo. E alle stacchiere che la dime sente, lui dice, fuma che desse dal tè, perché in fondo insomma tutti e due por disgraziato, io sono proprio un disgraziato, ma anche chi è un disgraziato che le condanna a passare le notti pedalando con sua becana, andando a buttare i biglietti nelle serrande di altri, povero Giacomo. E poi alla quella fumna, Teresa, la conosco Teresa, la conosco tutta in Tarburgo. Alla luna con le lenghe così ben mulate che taglierio fino all'aria in due che passi. E fa attenzione che piano da mira perché sto finito. Mi sempre gira la larga da Teresa, perché non fesse conoscere troppo. Diceva che Giacomo la dime che cerca chi ha un avvocato. E devo avere un avvocato perché l'accusa che fanno, la colpa che danno, è quella di essere un ladro. Ma un ladro è una parola grossa, una parola greva. Non mi sono neanche un ladro, mi sento neanche un ladro. Non sento neanche un ladro, non sentia neanche un ladro, neanche l'altra notte. Quando poi Giacomo l'ha visto le stesse sul marciapiede e pusara, chi lo sa, quale ispirazione, quale curiosità, quale voglia che le noie, le dai da presso. E poi le passai da lì la vettura di carabinieri
E che alla pensato fare una cosa giusta, e alla dai l'ambecà, l'informazione, e qui lì aspetto niente d'altro. Loro curano da presa alla giustizia, curano da presa i ladri, curano da presa i delinquenti, curano da presa le cicche di sigarette che fumo che da stesso anticanton con quelle scarpe con la punta lunga, che hai butto le scarpe parai apposta perché penso di stisse le cicche anticanton. E loro i carabinieri cosa che hanno fatto? Hanno continuato da presa con le stesse all'andare alla dritta, hanno portato in quel portone, dove mi era entrato. Mi fate attenzione quando sono entrato al portone, che io non vedesse che fosse neanche che sguarda, le persiane, le gelosie, quei due che passasse sul marciapiede, era niente. Le due al portone, pian pianino, senza fare lo scarsine, per l'un'ora che i poli sono ben ingrassati e dunque a fare un ravello. E sono passati su l'androne e poi sono infilati giù per le crote. E sono neanche sardame a visché con la lampadina che a fanciare così smingolo, così pietoso che a tasmia che dobbiamo avere da un momento all'altro, con la lampadina, la scala delle crote che porta giù al piano sotto, con la lampadina che se n'è, tasmia così vecchia, che miracolo, ancora una col buon uomo crudo, l'inventore della lampadina. E mi sono giù una scalina dopplau, ma me quei scalini conosco a memoria, e le mie gambe, i miei piedi a sambugese alla scura e un puntaio con la schiena contro la muraia e poi cado giù dusman finché il sospiro diventa un sollievo quando il piede appoggia sulla scalina da sotto. Mi sai guarda che sono quelle scaline, mentre che cado i conto e sai quando arrivo al fondo e che poi sono in tal piano. Poi giro a sinistra e butto le mani contro la muraia e conto le teste di monca sporso e passo il dito in mezzo a quella figura piena di calzina e poi trovo use le crote e conto 1, 2, 3, 4 e poi infermo. E poi infermo a quella che fa qua, perché quella è la mia crota. Allora sempre alle scure, vedo una mano in saccoccia e tiro fuori la ciao. E poi a tastone, toccando con la punta di dì, in quel bosco arrivo al pertus la serradura. E infilo la ciao, dusman, senza fare rumore, perché vent'anni fare rumore, perché il monte alle grama, il monte alle pronta a sgnacchete. Infilo la ciaula, giro, dago 2 giri e poi entro dentro la mia crota, ansaro subito l'uso alle spalle e con la mano dritta vado subito a girare con la ciavetta porslana dell'interrutore che fa visché la mia lampadina. Ecco una lampadina da 10 candele con una caplina bianca, una frisa plissata sui bordi, una caplina che con quella luce povera attrassa insieme alle muraille tutto un bindel gris e chiaro, in dove che la luce pian pianino arriva a illuminare la muraia. E poi mi devo sempre stare lì fermo quei minuti perché arrivo dalla scura, i miei
sono come qui diciata, sono affaitate all'oscuro, e mi illuminata, resto come imbaiata da quella cita lampadina. E poi, qualche pian pianino, il mio sguardo torna a essere normale, e torno a scegliere per me alle una gioia. Il mio cuore si slarga. Perché me lo conto, mi adesso ve lo conto, perché vuoi che sappi, che vuoi che capisce quella che è questa realtà, questa storia, e il perché mi adesso sono imbellesì che tramondano, fra che cercano di scaldare. E mia crota, tre le muraie sono tutte quattro da stagiere. Sono stagiere vecchie e fer, un po' rusnente, qualche ragnà. E poi, minca piano della stagiera, è das, è tutti i ripiani, fai con gli as. E lì, insieme a questi piani, è mio tesoro, è tutto il mio mondo, è tutto l'on che mi va cercando, che va imparando da anni. E pian pianino, e su un cammino che imbaruno, già mi menano, perché alle più forte che mi, alle più forte che sto frai, che adesso mi entra in chiosca, in gela, e su sì, e su non è mia crota, su un'altra crota, su un'ambuiosa, su sarà dare una porta a fare, come il frui e il leccato. E invece il mio tesoro è là. E quella sera che ho contava, mi devi scala la luce, poi sono settata insieme all'unica cadrega che è la mia crota, e lei penna il tempo, tira il fiato, dar la seme, un momento per l'arsia che l'aveva corru, per la fatica che l'aveva fatta. Quando lei sentì tabussare a luce, l'hai sentito tabussare a luce e crepe forte, e poi con la voce grave, con la voce che parlava con un accent forestiero quasi, con l'accent che le non nostra, le non piemontese, che venga dalla terra da Pipe. E con le voci che diceva apri questa porta, apri quest'uscio, se no la buttiamo giù. Ma mi vorrei divertire, mi stringeva contro me sopravvi, me pastrano, e stringeva il mio ultimo tesoro. E vorrei doverlo concede a sua vista, vorrei la vinta. E allora che seguitavo, poi lei sentì la voce Giacu, e lei conoscì una voce quasi amesa, perché parlava piemontese, e diceva, per piacere diverta, stus, da no questi sia sciaputut. E allora continuava a battere, piava caos lus, e fino a si distaccava già e tocca causina dalla ciambrana di lus. Allora mi sono fatto forza, e se non cosa che le capitava, qualcosa la dimmo che doveva comportarmi parai. E allora mi sono usato dalla cadrega e sono ausinato alla porta, con un caos lei campa giù il palù che l'aveva buttato per terra più ferma, più sarà. E all'improvvista sono entrato in 30.
Per prima l'entra il maresciallo. Alla via il revolver in mano, ma neanche la veissa dietro e davanti un assassino. E subito dopo sono entrati gli altri due carabinieri. L'avevo fino sua muda, un po' sporca e calzina e puer perché l'avevo piccato contro il muro, contro l'us per sfondarlo. E poi entrai anche Giacomo. E lì, e l'hai visto, Giacomo l'aveva ancora in testa il suo cappello da guardia, col caporta quando che fa il giro, a buttare i bieti nelle serrande di auti. E Giacomo le smiame una visione amisa, che ella diceva sta fermo, sta bravo, sta tranquillo, cerca di non reagire perché sennò peggiori la tua situazione, questi non sente ragione. E alle proprie parai. Non vuol sente mia ragione, no, non vuol sente, che dime pure, non subito buttame le mani parai dalla schiena, buttame una cadena con le chete, l'hanno stringiume i bracci che fino mi facevano male. Però mi l'hai sempre tenuto i bracci contro me corpo. E lì la via mio ultimo tesoro. La via mio ultimo tesoro che voglio non abbandonarlo. Perché la via ancora neanche potuto dare la mia gioia e trasmettere le mie emozioni. Il maresciallo mi bombardava di domande, mi sentia una voce grama, una voce prepotente, ma con le parole mi sghiavo insieme, come la piova quando avevamo giù con gli slavassoni di sta, a corria giù e non lasciava niente. Sì, che la diceva, chi sei, come ti chiami? Lo sai che ti mettiamo in prigione, lo sai che sei un ladro. E faceva adesso e giù, faceva vedere col rivolio, la sua mano col revolver, simbolo e sua autorità. Ma io pas da bisogno che non portiamo come me. Mi lenanda feve, niente, nasa, stai tranquillo, buttevo la pure in saccoccia con l'arma. Per me era da altre cose in quel momento, che tribulavo. E poi al maresciallo alla die i due carabinieri, due fiolinò giù, figa con la faccia sbarriata. La die, prendetelo, portiamolo in caserma e poi vedremo, deciderà il giudice cosa sarà di lui. E me le nambur su, andai da presso subito. E allora l'hanno camminato a sciancuneme, a stripluneme, e mi sono imbrancame con una mano a uno di quei paluchi delle stagiere e sono attaccame lì, voglio neanche mi portai su via, perché mi lo dicevano, portemene via la seme, sì, mi fa niente male, la seme, sì, con i miei tesori. E allora il maresciallo alla guardame e alla dime, ma te sei pazzo, ma tu sei pazzo da legare, ma tu finirai in manicomio. E poi le betasserie con quella riada grassa, grama, quella riada che gli ne sia d'andrinta. E
E fino ai 2 fiori di notte a sono buttati a rigli. Ma era io perché rigli a chiedere, e smiava una forma di obbedienza quella lì. Ed buttasi a rigli. Giacomo rigli. E Giacomo era mortificato, era quasi nec, e trovase in quella situazione, dove che e sono sicuro, ma poi alla dicono, quando le mi trovai, alla dicono che le pentise non che la fai, ma mai più sarebbe immaginasse non che sarebbe capitato. Ma per dire che Giacomo è una brava persona, è bravo. Pensa che Giacomo, forse è l'unica che riuscì a capire, riuscì a capire non che mi portano dentro, le mie emozioni, e che l'hai capito, stai subito dalla mia parte, e poi non dalla parte a cui la usin, a cui rappresentante della giustizia. No, Giacomo, Giacomo lo perdono, perché Giacomo è bravo, Giacomo alla dimostrasse dopo, mi l'hai capito, Giacomo è mia amica, ma pensa ma che non che la fai Giacomo, voi altri pellinelli, immaginate non che la fai Giacomo, quando sono sortiti da via Crota e che i 2 carabinieri l'hanno tirato fuori con una forza, l'hanno rabastata quasi il piede su per le scale per poi portarmi sì a patire la fretta in questa Crota maledetta, e ben Giacomo alla fai finta di niente, alla destissa la luce della mia Crota e alla sarà luce della Crota e ripetersi la ciao in saccoccia. Sì, alla fai long, Giacomo, alla fai long. E alla dimlo quando è venuta a trovarmi, alla dimlo Giacomo, alla dimmi sta tranquillo, perché mi era sagrinato e come Giacomo entrava da quella porta lì in questa Crota, andò a una fredda, maluca, poi a farlo che lei. E Giacomo mi viene subito a ma loro sono sempre là, niente, alla toccare la mia roba. E Giacomo di me, no, sta tranquillo che tua roba è là. E finché lo decidono in me, niente potrà toccarla, perché alla di me Giacomo, e alla camminare, abitesse una mano in saccoccia, e alla tira fuori la ciao e mia Crota. E alla dice, e lei sarà la Mila di Crota, perché il maresciallo la di me niente. E allora Mila pensa bene, e sarà la Crota che fosse tutto a posto. Capisci che Giacomo che brava persona che lei. E chiara la dimlo. E dato che Giacomo la capime, Giacomo la capì col calè, col sentimento che me la indrinta, quelle cose che andano nella vita e sono cose drole, miracoli per il resto del mondo, ma per me sono importanti, hanno un'importanza che per i non immaginevoli voi altri, no, voi altri non capite neanche. E adesso lo faccio vedere che cadoca la fame, Giacomo, se non è una prova d'amicizia questa, me lo sai ne. Guarda sì, guarda Mac, l'onca la portame Giacomo. Lo vede questo? Sì, voi altri lo vede, lo conosce. E se diciamo, l'onca adesso sì, voi altri dite, all'entombin. Già, all'entombin. Per voi altri all'entombin. Per voi altri alle Mac entombin. E cosa che all'entombin? Un tocca di metallo, un tocca di ghisa fondue per voi altri, ma per me è un long. Ecco, lo vede, questi è la cultura.
lì che mi la via a brinca e la via tira fu e poi da già che l'era sport e su andai su dal fontanina dai a srinsà a che via la sport. Ecco, lo vedete, per voi altri queste cosa che è un tombin. Ma mi adesso lo dico perché voi altri per non sapete, perché non l'ha mai detto, perché il mondo queste cose hai conosce ancora neanche. Miracolo, a me era neanche mai a sapere. Ma ecco, è la mia crota, è questi tocchi di metallo, e ne è un, e ne è due, e ne è 50, 100, sentesi, lo sa neanche quante che ne sia. E mi lei imbaronaie, dal corso tanti anni. Sono anni che mi aspetto al momento buono, al momento di arrivare a piedi questi tocchi di ferro, che gli uomini avevano a poter si pertuso delle strade, davanti alle marciapiedi, anzi le piazze, su dei porti, si marciapiedi. Guardate in giro, quando che marce, vai che ne avete questi tocchi di metallo, che vogliamo diciamo tombin. Per voi altri sono ma che tocchi di metallo, e qui che l'allegria dove entra l'acqua della piova, e che quando che d'autunno casca le foglie a se stupo, e poi l'acqua passa pineng, e poi voi altri se vi prendono la pie contro la comune, contro i cibi, contro tutti, che pulido nelle strade, cagavo nelle foglie. Per voi altri sono maglon, ma le ne ma pare. Questi tocchi di metallo, che voi altri vedete in bellezza, ecco, voi altri lo vedete, ma per l'inento che la mia tesi sono un cammino che lo tocco, e vede come che in me di a lo carezzo, come che avanti preso a mencare in nera, e come che strevo tutto il crotolù del metallo, a trevo, cosa che trevo? A trevo di storie, a trevo a sensazione, a trevo d'avvenimento, grosso, cit, insieme a questi tombini alle passaie tanta gente. Sono passaie vetture, sono passaie camion, sono passaie i carri armati, la guerra. E ogni sola che l'ha fatta, una è questi tocchi di ferro, ogni peca le passaie insieme, ogni quartino di gomma che le passaie insieme, che la rullaie insieme, la lasciaie qualcosa, la lasciaie nel ricordo. Sono cose che si vedono, è come le memorie che noi l'uomo dentro la nostra testa, si vedono, ma per noi sono importanti. Sono anche un ser per vivere, per tornare al tempo, per ricordare le persone. E ecco, guardate questi tombini sì, alla scritta, alla numero, alla tante cose. E sì, tu quando tu fai, non mag, a la ricorda e chi le passai insieme, ma è la storia antica, la storia perreva, la storia faticosa fatta di sudor. Pensai che si indritta è la storia coi minori che su terra, nelle gallerie, all'antira fuori al ferro. E poi col ferro le stai porta via, e le finite le fonderie, e i fonderi l'hanno fonduro, andrenta coi forni, andò il feu come l'inferno, alla la potenza, e andrenta col feu sono trasformate.
e poi sono stati culandri in da stampa, all'andare in forma, all'andare in sagoma, che è quello che noi vediamo adesso. Ma se ti tocchi, se ti butti la mano da sotto, se ti scuri con il dito come fa su mia sul bordo, cosa che sente? E sente ancora tutte queste esperienze di sto metallo che figa un po' che tempo fa miracolo era una rocca sotto terra, era lì dalla notte del tempo, da quando che l'Onnipotente la crea al mondo, da quando che Noma è andata a sgatè. E queste cose sono sempre e sono ancora mentre sapete scutè. E il sudore a chi la travagliaie, a chi la fabbricaie, a chi la trasportaie, ma miracolo a spalle, a chi la posizionaie in quel pertuso, la strada, il marciapiede, sotto i porti, sulla piazza, in mezzo ai giardini. E tutte queste cose, e sono tutte sì, e sono tutte in drinta. E voi altri, il vostro mondo sferma a una parola sola, tumbin. Alle un tumbin. Una cosa povera, una cosa sporca, perché tutti marciano insieme. Fa fine per quei due. Fa fine a scœur. Pensate dove abitesse lì e tu che un tombin. Sì, ma col tombin è due che appena che si passai in canca la fai di sobsogno insieme. Per arrivare la pieva, all'arrivare l'urisi, all'arrivare con l'acqua che la rabasta la via, che la lavalo, e il tombin a smia pulito. Ma se ti sas tu chelo, se ti sas come scutelo, ecco che con le bisogna e col can che pelle scappa via, alle restai nella marca, alle restai nella ricorda insieme. E quante storie che mi sono riusciti a conoscere, a imprendere e a godne, andare a cogliere questi tombini in giro, questi tocchi in metallo. La mia crota se ne deve vedere l'ansia con le stagiere, e ne è tanti. E minca una vende un po' diverso. E minca una sei conteve la storia, a due che lei piano. Vieni, carabiniere, alla detto, sei un ladro. Ma me sono un ladro, mi considero un ladro, cardine. Mi pio un prestito, e sono un promedà questi tocchi di ferro, un promedà perché ha perso con te sua storia e mi le dillo a Giacomo, che mi l'aveva quasi fine l'idea di scrivere un libro, e due che dentro buttava tutte queste storie che lei scutava, che lei lesù insieme a questi tocchi di ferro, sti tocchi di ghisa. E quante cose lei da via da contare. Tacca a questi tocchi di ferro, che voi altri diciamo tombin. Bella maniera. E sarei subito l'argomento. Ma lo sai che uno è questi tombini, è qui che lei mi lancia crota, gli serve da due che arriva proprio davanti, da appena la sortia della stazione di treno. E tanto cantonino, a nancherna, ancora a sveta il giaun, d'un tocca la cica, e col sigaret di marca, non un sigaret nazionale, non roba da povero, da signore, perché col sigaret alla via
passiamo e sei là per un monsieur tutto bel vestito, tutto un bel paltò e un bel borsalino in testa. Un monsieur è sortito dalla stazione e aveva una valise in la mano e il sigaretta in bocca. Cercava una vettura a piazza, alla visne una, era là, alla fai essere, la vettura le usinasse e allora che ancora fai? Alla piaita il sigaretto dalla bocca, alla campalo per terra, la sgnacca la cica, andò insieme col tombin là. E il tocchetto le resta lì, alle ricorda di l'uomo. Ma un cantone, sempre col tombin lì, dall'altra banda del tombin, è come, ecco, è come se fosse al mondo che si confronta, che si incontra. È un crestì andrenta al grotolù della ghisa, è un gnocchetto a terra. Quel gnocchetto a terra si vede cosa che conta. Quel gnocchetto a terra conta d'un campagnin, che è calato dal treno il cocchiel e che è venuto in città, il preso la via una cavagna con andrenta, 4 galline e 2 cunei, andasia a vendere al mercato. E sue scarpe erano un po' sporche a terra, suta la sola sue scarpe, la pauta che mi sia da quel campo, dove che chiela la travagliando, dove che chiela la città. E è restata qua, la sola di suoi soccu, e da lì è passata al tombin, fuori, per innanzi alla stazione. E questa storia è stata lì, fino a quando sono arrivata a me, e che lei scutava questa storia, e in quella pauta e lei sentì fino al profumo del grano, dell'anson, delle fiori che erano del campo, dove quella pauta le stata gavata e trasportata fino a lì. Ma lui altri, è brava gente, cosa dice? Ma che le fuori, ma le manca un tombin, ma le manca un tombin, perfetto. Ma lo sai che la mia croce, lei è un tombin che viene dal dai giardinetti, a due che al domesdì, la prima di sta, alle piene di Madamin, con la carrozzina, con dentro i masnai nero e quel tombin che le trovabile lì, che le piace, le impermedato lì al giardino, hai ancora una maccia drola, e ben sede quella maccia cosa che è, non se ne parla gli altri, ma mi lo dico, quella maccia lì, non che le restaie, è una stessa dell'ai che le calata al biberon, e quella baila che la via portare al masnà a pier fresco, al giardino. E poi, sempre quel tombin lì, è come un libro di verde, che pensaria a scrivere la sua storia. Ma me vorrei scrivere questa storia. Se fosse lei una bellezzinta, sta crota patilla freit. Se Giacomo trovasse la maniera di le sorte, con l'altra maccia che io disia, è una maccia che dà una frisa serrosa, è proprio spessa. Lei toccala, lei sugliala con il polpis del poli e lei capì cosa che lei, e lei nuffiala. Alle locca resta una stissa d'un gelato alla frola, che era una bella citina bionda con le terse che perlicava, il gelato alla mia
alla mia catena sua nonna. E poi, quando che ne stai lì, in il gioco, in le slanze della gioventù, e bin quella, gelato la frolla le cascaie insieme al tombino. E alla papi potuto mangiare. Alla papi potuto perché con sua linguetta rosa. A rosa, alle restasse al tombino. Le resta lì. A contare la storia di questo avvenimento. E insieme ai sono anche i capricci, i brai, i piur che la fai con la cita bionda, con le terze. E ti confronta con sua nonna perché è una catessa notte. E la nonna la dice che no. Poi io sono andai via. Il gelato le stai là, sul tombino. Poi sono arrivati a me. E la storia col gelato che sarebbe finita lì e sarebbe finita per sempre, è ancora viva. E me io la conto. Poi ammetto che certe vere le anche ziga grosse, ma io sentivo dentro in quei cose che sapevano spiegare, mi sapevano dire che no. Pensai che lei porta via un tombino, si vede in due, a vendere via con telo, perché lei sta in impresa e lei proprio arsega grossa. E lei portano via dalla strada, dinanzi alla caserma di carabinieri. Sì, proprio qui mi dà un carabiniere che adesso l'hanno buttato sì. In questa crota maledetta, e tu che fa una fredda boia, che fredda, c'è dritta. Dai su una stua, un tocca di boss da brusè. E ben, me vorrei raccontarlo il maresciallo, ma da quando che l'hai visto e l'hai sentito con quella riada grama, e dico più niente. Non tengo per me, ve lo contavo gli altri, piuttosto, che lo sappi, e non si ma col tombin, e sono le cose che loro non tagliano neanche, non rendono neanche conto, non che si ma col tombin. E la ricorda le sole di Garetta con le scarpe nere lustre di carabinieri giù quando che sortiu in libera sortia per magari incontrarsi con qualche sartoirotta o con qualche tutina, magari per andare a fare 2 gole o per andare a fare una spassgiata ai giardini o star messe all'ombra della pianta e disse le parole che diso in moroso. Insieme col tombino ai sono le frenate e le frilate di copertone delle rue e delle macchine di carabinieri quando che sorto all'improvviso per un'emergenza perché lanciamai impresa certe. E queste cose insieme con i tombini lì. Ogni tombino, ogni tocco di questi ferri che spaterà per la città, al suo tesoro, al suo patrimonio da conte. E pensa un po' a quei tombini, perché poi il tombino è quei calamboneur. E a strevo a esibità in qualche posto da signore. Pensa un po' a quei tombinetto, bei, mi raccontai fino che sono nene ferma, sono d'lotone o bronzo e con il tempo avevano lustre,
guardano ancora più bei. E pensai, cui che sono magari buttati su dei porti, andò a spasseggio i cubiot, andò a passo con le madamine tutte ben vestite, tutte tiflà in faccia, con i munzù, con la canna, che hanno il pumel d'avori e che fanno i blagueur. E poi, quei pigiù, che fanno i cagà, che fanno magari un po' i fulatù, da presa quei tota. E le tote che fanno le smorfiuse, che vorrebbero far vedere che in fondo ai piace. E ben, tutti questi personaggi a passo con sue scarpe, con i sopè insieme ai tombini. E poi fino a, diciamo, pardon da subito, poi fino a fare un'altra confessione. Poi fino a rivelare un segreto. Perché questi tombini, non tutti, ma tanti, hanno l'occasione di vedere cose che sono riservate a ben pochi. Pensa ai tombini andò a capasso tote madamine con quei bei cutini. E ben, gli uomini, cui che marcio, dritto, cui che ablago, sotto i barbesi, cui santilloni e la sigara in bocca. Ecco, questi vedono le stesse cose che vedono i tombini, perché quelle funne, quelle madamine, quelle tote, ai passo in sima, e il tombino guardano su, sotto i cotrioni. Pensa mai. E fino ai preve, e le mugne. Pensa a quante categorie di persone che hai lassù qualcosa, qualche ricordo, pensa mai. E nessuno saprà mai queste cose, nessuno saprà mai, perché resto lì, resto attaccato ai tombini. Ma per bonheur, me le qui tante queste informazioni, e queste nuove. E adesso non ne parlo. L'avrei mai forse contato, se fosse non capitato a me, l'onca le capita a me. E se adesso fosse non sarebbe ne sente, in mezzo a queste quattro muraie, con una fredda boia in sta carrota maledetta. Ma mi spero che Giacomo angiuta. E spero che Giacomo che la capì cosa che mi sento, il perché che mi lei impinina crota con cui che la gente chiama tombini. Ma sono che tombini, sono libero di per chi sa che per chi sa ausinè l'uria e sa sente l'onca i ben fuori da questi tocchi di metallo. Sono una cosa incredibile. E voi altri, mi auguro che anche voi altri i pese capì e provè anche voi altri queste sensazioni, perché sono cose importanti, sono cose che ampiniscono la vita, perché fanno conoscere d'altre persone, fanno conoscere d'altre esperienze,
ma in una maniera fuori via, una maniera fuori dall'ordinario. E quelle cose che forse neanche i passerotti, neanche i colum che vogliono le piante a controllo e a becco da sì e da là, e addirittura per non a guardare dentro e vedere le finestre, riesco a conoscere tutto quello che resta sarà dentro sti tocchi di metallo. Però adesso sono sì, che aspetto. Aspetto col che potrà essere mio destino, un destino che sarà deciduto da quei due che a capire non, da quei due che a darà giudizi, quei due che a spuerà sentenze, quei due che deciderà mia vita, quei due che potrà farmi non che ha perduto suo interesse alla vita, perché questi uomini che vivono su mondo fatti di ribelli, di parole, fatti di grammisce, fatti di cose cite. Per tant che posso fare, per tant che posso studiare, riusciranno mai ad avere l'on che mi lei è drinta e che mi vorrei anche mostrare, ma non da me, non andranno mai da me. Loro non saranno sì di sta gabbia, di sta persona. E qui sta così, stando, sognando, al momento che spero con l'aiuto di Giacca possa ancora arrivare al momento nel quale mi potrei tornare, sorti fuori, girare per le strade, per le piazze, per i giardini, lungo le leie, e dove che sono tanti tombini. E da tutti questi tombini potrai seguire a sentire il profumo dei garetti.